Se buoni i gatti. Una Rotex. Spettacolo. Sui Pierobi, sta sentando. Che meraviglia. Scusami. So sui manubri. Ehi, sta motivando. Perché si dice Vicentini magna gatti. What's up, Vicentiners? Oggi parleremo di quella che è la regione più bella del mondo, dove c'è un sacco di vin e che oltre ad avere un sacco di mona è popolata da un sacco di abitanti speciali, ovvero il Veneto, e in particolar modo di una famosissima filastrocca. Veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti matti, udinesi, castellani col cognome De Furlani, trevisani, pane e trippe, rovigotti, bacco e pipe, i cremaschi, facogioni, i bressan, taggiacantoni, ghineani anche dei più tristi, bergamaschi, brusa cristi e Belun, povero Beun, tissi proprio di nessun. Giusto i manubri, sì. Ed è proprio grazie a questo detto popolare che oggi vi parlerò delle Rotex, no, di Vicenza. Fermi là, solo se questo video raggiungerà i 20.000 like, oppure se e quando raggiungerò i 110.000 iscritti, madò che youtuber de merda, vi parlerò anche delle altre province. Intanto oggi partiamo dal perché si dice Vicentini magnagatti. Dovete sapere che ci sono ben 3 teorie più una curiosità assurda e vi toccherà guardare tutto il video per scoprirla. Siccome sono un genio e visto che abito a Bassano in provincia di Vicenza da una vita, per raccontarvi la storia o farò in dialetto. Ve lo dico già, scusami se sbaglierò qualche parola o non sarò mica così preciso, ma faccio quel che posso. Gona sorella professoressa, a me copa se mi sente. Maria Vergine. Adesso vediamo quanti me copia anche a questo. Come se fa asfaltare cosita? Gavi ho bevuto prima di buttare l'asfalto. Torniamo noi altri. Se buoni i gatti. Ah, ma quindi te mangi i gatti? Ah, ma te piace i gatti da mangiare? Candall'ostia, ogni volta che dico che so di Vicenza e provincia, mi fa tutte queste domande qua. O sarà mia possibile? E ogni volta che me lo dice, a me viene da ridere ciò, in quanto si abbina a diseria Vicentini magnagatti. Ma ben fioi, qua è a sua vera origine. Bestia calciotorato. Ma dai, sento già mai ciape. Ma se poi, magari ricomincio con la Gravelanca. Oh, c'ho una Rotex. Guarda che bella, nuova, tutta liscia. Ma passiamo alla prima teoria. Verso i primi del 700, Vicenza sarebbe stata un teatrin di una massiccia invasione de sorze, de pantegane. E in particolar modo in centro storico, dove che ieri signori, quelli che sta ben coscheo. I vicentini non potevo fare altro che ciappare su barchette, buttarle nel bacchillon e arrivare fino in Venezia con l'incarico de tore una sufficiente quantità di gatti da impiegare contro la battaglia dei roditori. Boh, mi sono perso. E dove vuoi qua? Andiamo di qua. Dei roditori del pantegane. Campielli e i campi di Venezia erano notoriamente pieni di gatti. Così, arrivati a Venezia tramite il bacchillon e come oro barcaroe, i vicentini gattolto centinaia di gattei e i gamessi tutti in stiva, pensando che una volta riportati a Vicenza i avessero risolto il problema dei pantegane. Ma siccome noi vicentini, oltre a essere molto intelligenti, siamo anche dei bronze querte, per sdebitarci con i veneziani, i abbiamo invitati a cena, ma non a cena normale. Immaginava la scena, sti qua arriva da noi altri e visto che Gai, Bersine e Curte non vedeva io ora di scrocare una cena, e noi vicentini che facciamo trovare tutta la carne possibile, prelibata, buona, col sangue che coea. Sì. E sti qua tutti contenti di non pagare, i mangia tutto e dice anche che se tutto buon. Ma visto che noi altri vicentini siamo una spanna sora a tutti, se sta solo a fine cena che abbiamo detto ai veneziani che quea non era carne de coniccio ma de gatto, quei che ci aveva dato iori. Sì, insomma, gatto in teccia. E questa è la prima teoria famelica del perché vicentini magnagatti. Ma che se ne è? La seconda teoria invece ribalta i ruoli. Se sta ideata da Virgilio Scapin, e il buon Virgilio diceva che era stai i veneziani a chiedere una man ai vicentini, perché se sa a Venezia nei canai che c'è sempre sta una quantità assurda di pantegane. Mi ricordo quando ho fatto il bagno per sbaglio, a solo tornare su che parevo l'uomo lupo, i mega aveva buttare. Comunque, visto che Vicenza era una città ricca di gattei, i portai tutti a Venezia, ma i veneziani noi erano stati buoni di debellare tutte le pantegane che era. Così i chiese gattei a Vicenza per seconda volta, e quando il podestà veneziano arrivò a Vicenza in cerca della seconda ondata dei gattei, i vicentini che ha detto che i gatti non era più, come se fossero spariti o come se qualcuno i avesse magnato.
chissà chi ciò. E il buon vecchio Scapin diceva anche che a Vicenza che era un sacco di gatti perché i vicentini se sa iva matti per il baccaia e il baccaia è un pesce e se sa che il gatto e il pesce iva sempre un po' d'accordo, uno mangia l'altro, così i gattei attirati da che odore lì de freschin se che mo capio i si ritrovava con la panza piena e bai gonfie e così che aveva tempo e forse per pinciare, per riprodursi. Ma stranamente il podestà veneziano, nonostante questo, non trova più nessun gatteo. Gname gname gname. È il trattore. Proviamo a fare una inversione. Ma visto che mino che credo finché non vedo, prima di raccontarvi la terza teoria, intanto sono arrivato a Vicenza. Cosa per la strada, chiaro. E poi facime trovare un bar verto. Dove sono andato? Sarà? Proviamo qua. Ciao. Ciao. Mi serve uno spunciotto col baccaia e un bicchiere di vino. Corremo. Grazie. Baccaia mantecato e prosecchino. Guarda che puito. Grazie. Spettacolo. Una roba grande. Anche prosecchin. Baccaia vicentina. Non ti puoi passare da Vicenza senza mangiarlo. Che buono. Cosa fai? Te ne privito? Canda all'ostia. Che buono. Un po' col prosecchin. Quando una roba è buona. E comunque Vicenza è ovviamente famosa anche. Le luci, Babbo Natale, i sassi. Passo splendida Piazza dei Signori e a so Basilica Palladiana. Guarda che bella fioi. Che tra le altre robe assecciamo a Basilica ma non c'è neanche un logo di culto e a me ste robe mi piace un sacco da vedere assolutamente. Palladio, te ieri un genio. Ah sì, che c'è anche due coone, una col Leone di San Marco e altra col Cristo Redentore. Ben, ma non solo. A Cesa de San Lorenzo che si sta progettata dall'architetto Andriolo De Santi, che non è lui. Il Giardino dei Salvi che è bellissimo, al cui interno che è bellissima loggia Valmarana che si dice che sia stata progettata da un allievo di Andrea Palladio, se non da lui stesso. E oltre che un sacco di altre figade e baretti vari, Vicenza, oltre che per una viabilità che te fa tirare giù il Cristo, è famosa anche per quel posto tanto caro ai ciclisti. E adesso capirei. Lei Roby, sul cambio, sui piedi, sta sentata, sul cambio, finì i rapporti. Sui piedi, dai Daghine, dai caro, dai. No, sta sentata. Dove vetto forte mai? Sta sentata. Ma dove? Dai adesso sui piedi. Sta sentata, te sbocchi. Sta sentata. E il chirurgo c'ho, Gabri, che mi dice non sta mia a far saita subito dopo l'operazione. Guarda qua. Ma da dove sono venuto su? Ma siamo matti. Guarda che bello però. Ma dove? Va piano. Su in piedi, Roby. Sta sentata. Dai che spiana. Su in piedi. Sta sentata. Dai, su in piedi. Sta sentata. Dove ho voluto andare? Con calma, a suo alto ritmo. Caracca. Questo non si è proprio detto, ma avevi capito stesso. Non si può andare avanti così. E così, ecco a voi altri il santuario della Madonna de Monteberico, dove chiunque che va in bici arriva in cima e vede appunto a sua santità. Beh, è bello, Accesa, e mi non ne vo tanto d'accordo, ma è bello. Anche perché da qua su si vede tutta Vicenza, è veramente uno spettacolo. Trial. Guarda che meraviglia. Ma che fatica così? Scusami. Saude. E come dico che se beo, non mi credi? Guarda l'aereo che vola. Oh. Ale, ve lo avevo detto, e è proprio da Monteberico che vi conto a terza teoria, quella che a me mi piace di più, ovvero quella di Emilio Garon, che nel 2006 il gap sa ben che Vicentini Magnagatti derivasse da una roba fonetica. Infatti, la frase hai mangiato in Veneto si traduce gatto magna e sembra che sia proprio da sto detto che i rivai veneziani i ga cominciato a chiamare i vicentini in sta maniera Magnagatti. Che c'è da dire però che i veneziani li sono veramente famosi per dar nomi di ogni genere, come Magna Giasso, Magna Maroni, Magna Carte, Magna Mocoi o anche il più cattivo Magna Merda.
veneziani, però sembra che non avesse mai cosita perché gli mangiava i gatti, ma bensì perché Vicenza era piena di gattei in giro per le strade. Adesso, prima di contarvi l'ultima curiosità che fa massa ridere, intanto so sui manubri e daghine de gas, Roby, occhio che te salti qua, Maria Vergine, ehi, sta motiva, frena, sì, però schiaccia il bottone del freno, Maria, occhio, a curva, zolzenoccio qua, bravo, zolzenoccio a destra, bravo, zolzenoccio a sinistra, no, va pian, sta buon, che sei sbiri davanti, però dite che la bici va in figa, va pian. Vabbè, nella strada verso casa vi conto l'ultima curiosità che se massa bea se racconta che un po' fuori a Vicenza che sei una contadina con un casae e il suo nome è Belora. Stasi ora dava da mangiare alle persone che cattava e che dava panco a soppressa, formaio, ovi e quando che andava ben che dava anche coniccio. Sì, ciò. A contadina era famosa per essere un po' una sigana e perché tirava anche un camion de bestemme e i veneti. E quando diceva ai commensai che portava il coniccio, tutti che credeva perché a carne era buona, quasi senza nervi e meno fiosa. Ma beh, ora cosa faceva alla fine? Quando tutti che aveva finito, arrivava in toia con la testa del gatto appena cucina, altro che coniccio, i gattei. Adesso nessuno sa bene se sta leggenda è vera o no, ma quello che so mi è che tutte le volte che go a mangiare coniccio non c'è mai arriva nessuno con la testa del gatto in mano. Pa' fortuna. E il morale di sta storia è che nessuno sa se ste teorie fosse vere o no e rimane leggende ciò, ma quello che pi conta è che mi so Vicentin de Bassan e go capio che quando mi chiama magnagatto non devo ciaparmi mai e arrabbiarmi per niente, ma ciaparla con sorriso, perché in fin dei conti è meglio buttarla in ridere, perché la vita è massa breve per stare sempre in cassai. Sei i sorrisi che manda avanti il mondo, in particolar modo quelli di Amona. Adesso trovai la strada che ho fatto su Strava e soprattutto trovai tutte le cassate monade live su Instagram. Seguimi là, mi fai un favore e mi dai la possibilità di continuare a fare queste monade, vedi anche il mio lavoro. Quando arriverò a 110 mia continuerò questa sagra dei video, quindi iscrivetevi che non vi costa niente. Se sta bello fioi raccontarvi un poco della mia terra, se vediamo presto da Simona. Insomma, sta sei mosso. Comunque abbastanza più bella. Che c'è poco da fare? Tagliati i capelli e va a lavorare, che sono ora.